La montagna veneta ha fatto il pienone. Ad agosto ha registrato un incremento delle presenze dell'8-9% in più rispetto ai tempi pre-pandemia. Una performance che impone attenzione in un panorama in cui il turismo vola in Veneto sia per le spiagge che per le città d'arte. La montagna accessibile è l'obiettivo per sviluppare le opportunità di ospitalità di chi cerca momenti di svago e benessere open air. La montagna deve essere inclusiva. Questo è il tema di Dolomiti Show, quarta edizione all'interno del BAI Veneto. Tradizionale incontro tra domanda ed offerta, in programma Longarone Fiere l'11 ottobre. Proprio perché crediamo molto nel progetto Montagna di sviluppo territoriale e del continuare ad attirare turisti internazionali in un territorio che in questi anni ha dato soddisfazioni ma ha anche avuto situazioni di calo. Quest'anno in particolare abbiamo avuto il ritorno anche degli italiani e dei veneti in montagna e secondo me dobbiamo continuare a mantenere queste performance anche in futuro. Sfruttando le Olimpiadi e le Paralimpiadi, che quindi implica che ci sia veramente tantissime persone con disabilità che raggiungono il nostro territorio, permette di fare veramente un progetto ampio che non deve fermarsi con le Olimpiadi o le Paralimpiadi, ma possa dare alla provincia veramente un connotato diverso ed essere un punto di riferimento nel territorio italiano per accessibilità e per cultura nel turismo accessibile. Sicuramente eventi di questa dimensione accendono la voglia, lo spirito e anche l'entusiasmo. Ricordiamo anche che siamo usciti da dei mondiali 2021 su Cortina che ci hanno già messo in moto e fatto capire quale potenziale aveva in più la montagna. Poi la pandemia, sappiamo, ha rovinato un po' l'evento, però che si è svolto in maniera regolare e comunque ha portato il successo. Pertanto le Olimpiadi per noi, ma soprattutto le Paralimpiadi, potranno lasciare un segno indelebile che la nostra montagna possa essere veramente per tutti. La speranza è che quest'anno si possa sciare. Sì, io sono ottimista perché proprio in questi giorni noi stiamo lavorando per esempio per il nuovo protocollo degli impianti a fune, quindi per poter andare a sciare in sicurezza, quindi verrà chiesto ovviamente il Green Pass nel momento in cui si andrà a vendere il titolo di viaggio, quindi lo Ski Pass sarà collegato al Green Pass. Questa è la richiesta che le regioni hanno fatto al governo proprio per permetterci di ripartire subito all'apertura degli impianti con una capienza che oggi è prevista all'80%, anche se le regioni hanno chiesto di poter andare al 100% proprio perché ci saranno le condizioni per poterlo fare, che secondo noi devono essere uguali a tutte le altre del sistema trasportistico italiano, quindi insomma voglio dire lo stesso che avviene per i bus o per i treni. Ci attendiamo e speriamo che ci sia la neve sufficiente per poter partire subito già dall'apertura.